Vanno rivisti i ritmi anche di lavoro. Quando la temperatura aumenta, la legge in alcuni casi interviene ed è chiara, soprattutto se si lavora all'esterno, nei campi o nei cantieri. La legge dice che sopra i 35 gradi bisogna fermarsi e c'è la possibilità di chiedere la cassa integrazione. Stiamo sperimentando, come dire, in alcune realtà momenti diversi di, come dire, di fermata e di recupero. Informare i lavoratori sui propri diritti, nei casi peggiori chiedere la cassa integrazione. Il sindacato è chiaro, con le temperature bollenti di questi giorni le fabbriche sono roventi. Distribuire acqua, sali minerali, aumentare la frequenza delle pause, le principali accortezze che la CGIL invita le aziende ad osservare per il benessere dei propri lavoratori. Abbiamo provato a intervenire e soprattutto ad informare i lavoratori proprio di una situazione anche qua climatica che è cambiata. Attenzione alla tutela degli operai che con il grande caldo possono anche incorrere più facilmente in infortuni. Adattare dunque ritmi e orari di lavoro a un clima che cambia, come cambia anche la società e conseguentemente il mercato del lavoro. L'allarme lanciato dalla CGA di Mestre e di Confartigianato sulla mancanza di lavoratori soprattutto in determinati settori come l'autotrasporto e l'artigianato. È della Camera di Commercio invece il dato che fotografa come sia rallentato l'export della provincia di Treviso verso paesi come Germania e Austria, condizioni queste che nella Marca costano 269 milioni di euro. A tanto infatti ammonta, secondo i dati di Confartigianato, la perdita di valore aggiunto subita nel 2023. Fare rinnovare i contratti, fare la contrattazione, costruire delle buste paga adeguate al costo della vita. La società è cambiata e le necessità sono diverse e anche qua non è pensabile non fare i conti con questa situazione.